Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Giovedì 4 agosto, cominciamo quasi a scavallare l'estate, quindi siamo al giro di boa. Come state? Tutto bene? Fa caldo anche da voi? Qui tantissimo. Ehm, Bene, siamo all'appuntamento del giovedì. Vi annuncio che dalla prossima settimana c'è una modifica. Guardo di qua perché c'è il Marietto in regia che è qui vicino a me. Tra l'altro il Marietto sarà qui per tutto il tempo a Sono mettere. qui, salve. C'è uno scoop! Senza mascherina, ragazzi. Allora, appunto è qui, come avete visto, che vi stavo dicendo, sì, a proposito delle dirette, c'è un'introduzione, una piccola modifica per quello che è il palinsesto, nel senso che io ci sarò sempre il martedì alle 21:15, ma insieme al Marietto, che giorno facciamo? Il mercoledì o il giovedì? Non lo so, tu cosa pensi? Il giovedì alle 19? Dai, Così stupiamo. diamo uno stacco di un giorno. Il giovedì alle 19, questa è, come dire, una news fresca fresca, l'avete sentita in diretta, l'ho appena deciso. Quindi, bene, allora le dirette da questo momento in avanti, quindi dalla prossima settimana, il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19, stavo per dire 18, no, 19. Martedì 21:15, giovedì alle 19. Quindi se non dovessi riuscire a rispondervi questa sera, vi aspetto martedì, no, giovedì. Ma che giorno è oggi? Oggi È è, giovedì. oggi è giovedì, sì. Mannaggia. Allora, ok, vi aspetto martedì alle 21:15 oppure invece che giovedì alle 21:15 come questa sera, giovedì alle 19. Insomma, un pre-cena. Facciamo un post cena digestivo e un pre-cena, un aperitivo. Allora, tra l'altro, ecco, non è che sarò da sola, io sarò ospite della diretta del Marietto, quindi la faremo in due. Come ai vecchi tempi, c'è stato un periodo dove il Marietto e io facevamo almeno una diretta settimanale insieme, qualcuno veniva anche solo per farsi 4 risate con noi e comunque vi aspettiamo a braccia aperte. Detto questo, cominciamo a ricordare più o meno le solite cose per le persone che le conoscono già, ma per i nuovi sono nuove, quindi siccome per la legge del repetita iuvant male non fa, vi ricordo che noi siamo disponibili anche nei gruppi Facebook, quelli che abbiamo creato nel corso del tempo e attraverso il quale divulghiamo gratuitamente molte risorse di radionica, radiestesia, link divulgativi anche di esoterismo, quindi vi aspettiamo in questi gruppi che si chiamano i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Normalmente trovate il link di iscrizione al gruppo nei commenti, cioè no, nelle spiegazioni al video. Quindi se siete sul canale YouTube basterà guardare sotto e vedrete tutte le informazioni collegate a questi gruppi e come trovarli. Ma siamo presenti anche su internet attraverso il nostro sito www.ilcapitano.intervista.org. Tra l'altro sul sito, qui vedete in sovraimpressione la home page, sul sito ci sono moltissime sezioni che potrete visitare e dalle quali potrete scaricare gratuitamente moltissimo materiale raccolto in dispense. Il materiale è prevalentemente di radionica, non so se la conoscete o quanti di voi conoscono la radionica, ma è una bellissima tecnologia che è, come dire, stata riscoperta più di recente, ma che riscoperta e divulgata di recente, ma in realtà è di antichissima tradizione, perché erano le onde di forma attraverso le geometrie, i simboli, i numeri, eccetera, era già una conoscenza antica. Pensate anche solo all'applicazione
dei simboli all'interno di sigilli, o come in alcuni casi venissero fatte proprio delle figure a scopo protettivo, incise sulla pietra, su ciondoli, e anche proprio in alcuni ambienti. Addirittura avevo letto una volta, perché mi piace, sono una curiosona di queste cose, mi piace tantissimo, una volta avevo letto che una metodologia di cura e di terapia era disegnare delle linee sul corpo, proprio non so quanti millenni fa si tatuavano sul corpo delle linee che pare servissero a scaricare o riequilibrare il naturale scorrere delle energie all'interno del corpo. Quindi pensate queste conoscenze quale antica tradizione possono avere. In questo caso sono state raccolte in dispense, raccolte tutte quelle che sono le risorse che nel tempo hanno dato i migliori risultati, le abbiamo messe a disposizione per tutti. Chiaramente il Marietto e la sottoscritta per i propri assistiti, i propri clienti usano anche altre risorse sempre legate alla radionica, oppure siamo anche a disposizione per disegnare, costruirvi il circuito radionico più adatto per la vostra situazione. Ma intanto approfittate delle risorse gratuite che trovate sul nostro sito. E sempre nel nostro sito trovate anche altro materiale. Tra l'altro apro velocemente una parentesi prima di descrivervi, nell'attesa che si colleghino altre persone, il resto del materiale che trovate, è che moltissime delle dispense, se non quasi tutte, sono ovviamente corredate di istruzioni di utilizzo. Tra l'altro l'ultima rilasciata, vedete, ha questa copertina, la vedete in sovraimpressione, è proprio recente, ha un mesetto, con circuiti completamente nuovi per le persone, insomma, che conoscono già i circuiti contenuti nel nostro sito, un'aggiunta proprio recentissima, e le spiegazioni sia di questa dispensa sia delle precedenti sono sui nostri canali YouTube. Certo, l'ultima dispensa, io non sono riuscita ancora, lo dico ormai da tipo un mese, non sono ancora riuscita a spiegare i circuiti dell'ultima dispensa. Prometto che in un momento di calma mi organizzo e comincerò a farlo. Per ora non mi è possibile, ma assolutamente trovate già comunque tutte le spiegazioni sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Quindi se avete dubbi sui circuiti, come usarli, cos'è la radionica, cos'è la radiestesia e volete saperne di più, andate sui nostri canali YouTube, cercate nelle playlist e trovate insomma tantissime informazioni per cominciare ad applicare da subito queste risorse. Bene. Scusate, allora a questo punto vi ricordo, grazie Anthony, grazie, veramente lo facciamo con il cuore, perché più gente sta bene e più stanno bene tutti, e più persone stanno bene, più fanno star bene anche gli altri, quindi è come un'onda positiva che si propaga. Tra l'altro anche e proprio per questo cerchiamo di mantenere i costi anche dei nostri consulti al minimo ragionevole che per noi, per i termini di tempo, ma proprio di costi. Non so quanti professionisti offrono un consulto professionale a 20 euro, noi lo facciamo. Quindi se volete approfondire, volete conoscerne di più sui vostri blocchi, guardarlo anche da una prospettiva radiestesica, quindi non solo con le sibille, ma anche con un'indagine radiestesica col pendolino, o valutare da una prospettiva astrologica, ecco, noi ci siamo. Contate su di noi per aiutarvi insomma, a capire che direzione prendere e cominciare non soltanto a fare un quadro generale della situazione, ma proprio a intervenire. Io sono dell'idea che se non si fa niente è un po' improbabile che accada qualcosa, o aspettarsi che facendo sempre le stesse cose si ottengano risultati nuovi. Quindi bisogna capire come controvertire certe rotte. Bene, detto questo,
Ovviamente torno a quello che stavo per dire prima, quindi sul nostro sito trovate anche quelli che sono i nostri servizi professionali. Tra l'altro proprio per l'ottica di cominciare a prendere in mano non solo la responsabilità delle circostanze, dei vissuti che stiamo vivendo e sperimentando, ma anche proprio per cominciare a correggere, a portare dei correttivi, allora potrete trovare moltissime risorse, oltre ovviamente il consulto, oltre un percorso che può essere di affiancamento, correzione e inserimento, modifica di quelle che sono le convinzioni nel subconscio, anche di pari passo una stampella eccezionale come questo amuleto, talismano, amuleto è riduttivo, amuleto è un qualcosa che ha, come dire, il corno, no? Il corno rosso. In realtà questo ha dietro simboli potentissimi, oltre a una programmazione eseguita con radionica e radiestesia. Insomma, è un ciondolo molto importante perché appartiene a questa tradizione cabalistica alla quale noi attingiamo e alla quale apparteniamo, che basa la sua conoscenza sull'equilibrio di certe forze e dei livelli di coscienza che appartengono a queste forze. E quindi è un ciondolo estremamente propiziatorio già solo di suo, ma per non lasciare niente indietro abbiamo aggiunto dei programmi specifici per la protezione e la difesa visibile e invisibile del soggetto che lo indossa. Infatti ogni ciondolo è personalizzato con cura per il suo committente e questo perché? Perché si sottostima la necessità di proteggersi e difendersi. È vero che se uno ha fede a difenderlo c'è la fede, ma è anche vero che se uno ha le gambe può raggiungere un posto facendosi la strada a piedi, ma può anche scegliere di usare una macchina o un aereo, quello che è. Quindi è vero che Dio ci dà le gambe e se abbiamo fede in Lui va tutto bene, ma è anche attraverso la sua generosità che ci sono pervenuti questi ciondoli, questi simboli e queste conoscenze. Quindi evidentemente comprendeva e ha compreso che da soli non ci riusciamo a fare il percorso di risalita alla Keter e dunque con grande, enorme, immensa generosità ci ha permesso di comprendere determinati segreti, misteri o conoscenze e noi le mettiamo al vostro servizio al giusto prezzo. Bene, detto questo, direi di cominciare a darvi delle risposte perché altrimenti va avanti il pippone della tutta la sera. Allora, buonasera Mercedes, intanto saluto tutti gli amici, buonasera Marina, buonasera Linda, nuovamente buonasera Anthony, buonasera Laura, buonasera Mercedes e buonasera Simona. Bene, direi Marietto, a te la scelta, io mi limito a rispondere. Allora, vorrei sapere se tra me, Linda, 8 maggio 72 e Franco, 8 luglio 68, e cosa vuoi sapere tra te e lui? Ma non capisco la domanda, cioè vuoi sapere come va? Siete insieme da 4 anni, quindi l'evoluzione. Se c'è Ah, giusto, Linda ci sei? Questa è la domanda. Se no, passiamo Perché se non avete retto al pippone della Hilde perdete il diritto della risposta. No, scherzi a parte, è l'unica cosa che vi chiedo è di restare lì e non di mettere una domanda e scappare, perché questo non serve assolutamente. Linda, ci sei? Vediamo un po', se no passiamo a rispondere a un'altra domanda. Va bene. Allora, Laura, 24 maggio 67, amo Paolo, 10 marzo 75. Ah, ok, vuoi sapere se Paolo è impegnato e lo nasconde? Va bene, vediamo un po'. Chiedere a Laura se c'è, ma... Ah, allora vedi che la Linda ha scritto come andrà, ha aggiunto, quindi è una questione purtroppo di connessioni. Sì, dice che c'è. Allora facciamo così, rispondo a Linda, mentre attendo o comunque annuncio a Laura, insomma, che dopo se mi dà conferma di essere lì è il suo turno. Quindi torniamo a Linda. 8 maggio 72, Franco 8 luglio 68, vediamo come andrà. Perfetto.
Mi raccomando, formulate bene le domande e dopo che l'avete scritta abbiate cura di restare. Grazie Linda. Va bene. Meno male, meno male. Allora, ma, c'è qualche problemino? Allora, qui le cose possono essere svariate, ecco. Diciamo che d'impatto sembra esserci qualche, insomma, evento non molto bello, diciamo che può essere qualcosa di improvviso, di burrascoso, ehm, che o riguarda una persona di una certa età, oppure riguarda questioni di natura legale, oppure che a fronte di una bruttissima discussione c'è un grande raffreddamento, un gelo. Comunque di fatto può anche indicare che si discute per via di una certa freddezza proprio caratteriale, una poca manifestazione di sentimenti. Insomma, io non so quale di quelle situazioni che ti ho annunciato al taglio, poi vediamo la stella, sono effettivamente si sono effettivamente già manifestate, vediamo un po'. Ok, allora sentiti libera di intervenire in qualsiasi momento. Ah, okay, la Mercedes. Quindi Linda, se vuoi interagire per me è un piacere, tra l'altro è anche meglio perché durante la diretta, non c'è lo stesso rapporto che ovviamente c'è durante un consulto privato, quindi siamo al telefono, parliamo, interagiamo. Vi chiedo comunque, connessioni permettendo, di scrivere se volete aggiungere dei dettagli, se vi ritrovate su alcune cose, mi fa molto piacere. Quindi, torniamo a inquadrare la risposta delle sibille. Allora, beh, qui insomma ci sono stati dei momenti un po' particolari, morte, allegria, amatrice, sospiri, gelosia, può indicare che in molte occasioni non sei stata tanto tranquilla e che magari hai sospettato, che lui potesse ancora essere innamorato di una persona del suo passato. Quindi si vedono alcune crisi o alcuni momenti di gelosia. Ecco, io vediamo. Per un periodo di 3 hai visto? Sì, infatti, si vede che c'è stato questo allontanamento. C'è il ritorno al presente, quindi siete tornati insieme, ma c'è ancora qualcosa, che non va. O un rimpianto da parte di qualcuno, oppure la sconsolante sensazione che ci sia ancora l'ombra di un'altra persona. Insomma, non è proprio tutto tranquillo. Magari è un'impressione, però intanto c'è quella sensazione che insomma, ci sia qualcosa contro cui non sei in grado o lui magari non è in grado di gestire. Ma attenzione, nel prossimo periodo vedo un netto miglioramento, quindi anche se adesso c'è questa sensazione non felice, nel prossimo periodo si aprono circostanze più tranquille, più tranquille, opportunità che portano una conferma, anche un'attesa di risposte che tu probabilmente hai o avrai, che verrà ripagata e, come dire, compensata. Quindi c'è qualcosa di positivo, addirittura ho la sensazione che, voglio dire, dalle sibille viaggio, denaro, casa, sembra che investirete per quello che riguarda una possibile convivenza o il cambio della vostra relazione che diventa nettamente più solida. Quindi nel prossimo periodo oserei dire che ci sono delle novità che cambiano un po' l'atmosfera di questo momento, ma soprattutto del passato. Quindi ci sono sicuramente delle buone intenzioni e le carte sono belle, tolte ovviamente le prime 2 righe, tra cui ovviamente anche quella del presente che non è proprio favolosa, però la tendenza è ottima. Vediamo l'esito. Quindi
inizia tutta una serie di progettazioni, e anche la possibilità appunto che si faccia o qualche annuncio, anche alle persone intorno, ai familiari, che ci sia appunto un passarsi di voci anche, non sempre bellissime, ma non è una cosa che vedo in termini negativi. Quindi, Linda, che dirti? Mi sembra che comunque le cose andranno migliorando. Ah, non sei innamorata? Eh, il vedovo già pensare che c'era qualche pensierino. Ok, eh sì, penso che farete proprio un progetto di questo tipo. Bene, passiamo alla prossima domanda. Avevo detto se mi rispondeva quella persona, Laura, ma Laura però c'è? Perché Laura non c'è, è andata via. Laura non c'è, no. Non ha risposto. E allora andiamo avanti. Passiamo a un'altra domanda. Anthony, visto anche tutte le cose carine che ha scritto, ti rispondo molto volentieri, vediamo un po'. Vorrei sapere se inizierò e firmo un contratto ad agosto, 25 aprile 84, Mary. Ah, ma Laura c'era, perché non hai risposto prima quando ti ho detto? Comincia a dirmi se ci sei. Mannaggia, cosa vuoi fare? Adesso non fa niente. Va bene, allora Laura, cerca di restare lì. Ci sei, quindi sei lì, mi hai già dato la conferma, però rispondo ormai ad Anthony, quindi attenta, non ti allontanare più. Allora, domanda, Anthony, ci sei Anthony? Perché questa è la domanda a diritto per tutti. Appena sentite il vostro nome, visto che le connessioni sono quelle che sono, scrivetemi subito, ci sono. Okay. Ok, Anthony ha scritto benissimo. Allora riprendiamo la domanda, regia. Non ho bevuto, giuro, sono fatta così. Allora, ciao, vorrei sapere se inizierò e firmo un contratto ad agosto, 25 aprile 84, Mary, dato che quest'anno ho avuto difficoltà, grazie. Ma Mary è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Anthony o Mary? E c'è Anthony Viaggi, Mary? Mi dici come ti chiami? Perché io ho bisogno di capire a chi sto rispondendo. E poi Mary o Maria o qual è proprio il nome? Ah, ok, Mary, va bene, perfetto. 25 aprile 84, quindi vediamo un po' in agosto, quindi entro il mese, se poi si vede un po' più in là. Comunque diamogli questo limite di tempo così che sappiamo cosa ti aspetta nell'arco di questo mese per quanto riguarda il lavoro. Ok. Ai, ai, ai. Allora, ascolta, il domestico può indicare, è la seconda volta in 2 stese che compare la carta della disgrazia al taglio, quindi problemi, sempre problemi. Quando compare questa carta, questi problemi possono essere collegati o a un ragazzo più giovane o a un praticantato, un noviziato, qualsiasi cosa che uno stage, qualsiasi cosa che parli dell'inizio di un percorso, ma partendo proprio dal gradino più basso. Quindi è chiaro anche di conseguenza un eventuale senso di inadeguatezza. Comunque questa potrebbe dire l'interruzione di una collaborazione o comunque un problema che effettivamente può essere sorto senza tanti preavvisi con un ragazzo un po' più giovane o comunque un collega, un amico fraterno, qualcuno che chiaramente nel contesto lavorativo ti stava accanto. Quindi io non so se mi vuoi dare qualche conferma o qualche indicazione, sarai sempre benvenuta perché stiamo parlando di te. Allora,
Vediamo un po'. Insomma qua beh, io ti devo dire che le carte del passato, per quanto riguarda le questioni lavorative, definire le difficoltà come un po' difficile, sei stata molto coraggiosa perché qua sembra che le lotte, siano sta e difficoltà siano state veramente tante, con anche perdite economiche, a causa probabilmente di cose che sono state fatte, con intenzione alle tue spalle, quindi c'è veramente la descrizione di un trascorso, pesante, Ehm, adesso diciamo che la situazione non è ancora definita in modo chiaro. C'è la necessità o di fare una prova, o una verifica, o sei sottoposta a qualche controllo. C'è la carta del nemico, quindi sicuramente ti stanno tenendo d'occhio prima di darti una conferma e questo viene fatto ovviamente di nascosto. Io non so, magari te ne sei anche accorta, ma magari no. A fare colloqui, okay. Quindi sappi che l'accoglienza è un po' così, c'è un po' di diffidenza, però, insomma lui, mhmm, vedi c'è questo gran signore, quindi non è male come persona, però probabilmente potrebbe non esprimersi in modo molto diretto. Quindi stiamo a vedere, anche perché ti vedo attendere e quasi rassegnarti. Quindi non sembra che lui ti dia questa risposta subito, o comunque quel classico "le faremo sapere" o quelle cose che ti mettono in una forma di aspettativa e che poi diventa pesantissima. Cioè, l'idea è che si faccia così, ma poi non ti dà subito quella conferma, così come la carta della costanza, che è una carta di conferma, circondata da 2 carte così precarie, non ti posso dire che domani ti stringe già la mano e ti fa firmare. Qui non c'è la carta della firma, okay, però attenzione, ti mette in uno stato di attesa o comunque dirà qualcosa che non è né sì né no, okay, ma alla prima occasione poi, perché magari nel frattempo farà anche qualche colloquio, okay, alla prima occasione pare che poi vieni richiamata, ritirata in ballo e qui comincia tutta una serie di, elaborazioni, di possibilità. E infatti, vedi, fedeltà, pensiero, speranza, messaggero. La mia sensazione è che magari non è proprio agosto, ti diranno, cioè ti richiamano in ballo comunque entro il termine di agosto, perché questo è il termine che abbiamo dato alle sibille, e che quindi ci sarà comunque la tua realizzazione, come se ti dessero entro agosto la conferma. Okay? Quindi entro il mese di agosto io non vedo ancora la firma del contratto, ma vedo la chiamata ufficiale. Okay? Quindi si rifanno sentire e si comincia quindi a progettare una collaborazione. Non so se devi firmare un contratto, se lo farai in qualche altra forma e veste, però la notizia ti arriva sicuramente entro agosto, ma non è una cosa che arriva a colloquio finito, eh. Okay, andiamo avanti e rispondo finalmente a Laura. Vediamo un pochino. Vediamo quindi se Paolo non sta nascondendo Laura a qualche altra persona. Vediamo se è già impegnato Paolo. Grazie Mary, ti ringrazio tantissimo. Ma allora, il taglio mi dice che, insomma, forse da qualcuno del suo entourage, da qualcuna delle vostre conoscenze o chi insomma può attingere a certe informazioni, perché insomma in qualche modo gira intorno a lui o gli ambienti che lui frequenta pare che da quel genere di persone, da questi entourage sia arrivata qualche notizia,
poco piacevole. Quindi questo magari ti può aver sollevato qualche sospetto. Vediamo un po'. Senti, scusa, qua non si vede, va, mi dispiace. Allora, già io girando la prima linea ti devo dire che lui è un po' ha tergiversato, è con te. Intanto domestico, vecchia signora, inquadra già immediatamente i ruoli, no? Dove lui più giovane che tergiversa riguardo la presenza o meno, quindi ha questo atteggiamento confusionario oppure ha dato informazioni volutamente fuorvianti riguardo appunto la presenza di una persona ufficiale, perché comunque la donna maritata generalmente riguarda proprio quelle persone che sono ufficialmente accanto a un uomo, ok? Quindi quando quantomeno si chiede appunto questo genere di informazioni alle sibille. Quindi diciamo che lui ha tergiversato, non ti so dire fino a che punto abbia mentito oppure no, cosa abbia nascosto oppure no. Qua si vede solo che nel passato effettivamente qualche dubbio te lo ha sollevato, qualche domanda ti è sorta. In questo momento, morte, artista, lettera, amante, comunque non sembra che ci sia granché, però ti devo dire che il suo atteggiamento non è proprio completamente trasparente, perché l'artista è comunque una carta strettamente collegata a persone che hanno un po' un profilo narcisistico, quindi una persona in cerca di conferme, una persona che comunque è consapevole di avere un certo ascendente, oppure va cercando appunto persone che lo complimentano. Quindi lettera amante, sicuramente in questo momento è anche possibile che proprio come i narcisisti, quando ti devono conquistare, sono capaci di smuovere mari e monti, spostare le montagne, eccetera. Poi però spesso capita che tirino i remi in barca. Quindi mi raccomando, questa è una fase di grande slancio. Ecco, tirano i remi, oh, neanche a farlo apposta, tirino i remi in barca, tac, prigione. Quindi già si vede che qui a un certo punto lui, tutto questo gran coinvolgimento, poi si va un attimino bloccando. Quindi anche i suoi chiarimenti non saranno autentici, c'è sempre qualcosa, io penso che lui qualcosa la nasconda. E poi vedi, costanza, gelosia, sacerdote, sai, io te le sto commentando, se vuoi le giro anche tutte, però abbi pazienza, non ti devi fidare di questa persona qua, mi dispiace. In questo momento ti potrebbe promettere qualsiasi cosa, ma poi non c'è da fidarsi. Costanza, gelosia, sacerdote, quindi alla fine comunque arrivate anche, arriverà a procurarti delle serie perplessità, dei seri dubbi, magari a suscitare in te veramente la gelosia e questo chiaramente poi magari gli dà anche lo spazio di fare lui quello che è meglio che mi allontano perché tu qua, tu là, quindi abbi pazienza, ma questa persona è una persona che non è disponibile veramente, è piena di slancio e di zelo, ma poi questo zelo non ha autenticità, quindi attenzione anche per via di questo esito. Ammalato, dispiacere, nemico, superbia. Comunque ti lascerà sempre con questo tormento di non sapere veramente qual è la verità, di sospettare la presenza di altre persone e attenta che non ti porti ad avere purtroppo quegli atteggiamenti morbosi di doverlo controllare proprio perché non ti fidi di quello che dice. Io non mi fiderei però delle carte che ho visto, quindi fai tu, poi ci mancherebbe. Sei matura abbastanza da sapere se la tua intuizione è giusta oppure no. Se avevi comunque questa intuizione, probabilmente le sibille ti hanno appena dato conferma della validità delle tue sensazioni. Io
comunque non mi fiderei, perché se anche non avesse qualcuna adesso, non si esclude che non si avvicini a qualcun'altra in futuro. Quindi mi raccomando, ecco, non è l'uomo a cui affiderei niente di serio, ecco. Ma ora è impegnato a corteggiarti, dopodomani non lo so, quindi non ti fidare, Laura. Bene, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che torno martedì alle 21:15 e vi ricordo anche giovedì 19 alle 19, ok? Grazie tantissimo di tutto, sì, non è proprio per niente una bella stesa, Laura, mi dispiace, però inutile che io ti racconto le fiabe quando c'erano delle carte che bastava guardarle per capire che insomma. Dai che trovi di meglio. Grazie, grazie a voi, buona serata e